Sì, buonasera a tutti e benvenuti anche a coloro che ci seguono in live streaming sul canale YouTube Port of Venice. Io sono Anna Carnielli, presidente del Propeller Club Port of Venice e assieme all'autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, la Capitaneria di Porto e la Venezia Port Community abbiamo avuto il piacere di organizzare questo evento sul tema del gender balance, che è sicuramente di attualità, ma in particolare è importantissimo per la nostra società riuscire a lavorare in questa direzione. Questa mattina a Sopporti ha inaugurato gli eventi, l'evento diciamo nazionale, dando proprio il là poi agli eventi a livello locale come questo organizzato qua da noi oggi. E alla partecipazione corale che c'è stata e propositiva di questa mattina abbiamo tutti colto un messaggio che è quello che è solo un inizio di un percorso che dovrà sicuramente essere strutturato sia a livello locale che a livello sovranazionale, perché comunque si inserisce nell'agenda dell'ONU 2030, nel programma della Comunità Economica Europea, nonché segue anche il PNRR a una serie di provvedimenti che tendono all'attuazione dal punto di vista pratico operativo di questi propositi, e quindi siamo qui quest'oggi per portare il messaggio con delle persone che nelle rispettive, delle donne che nelle rispettive professioni sono delle punte di diamante, che si può fare, anzi si deve fare, ma dobbiamo tutti assieme trovare il modo in cui riuscire a collaborare per innestare proprio nella società civile questo equilibrio di genere che consenta alle donne, ma anche alle famiglie, come dico sempre, delle quali fanno parte le donne, di intraprendere questo percorso in maniera armoniosa e in maniera strutturata per poi superare questo gap che in Italia si dimostra essere veramente profondo. Abbiamo oggi qui con noi la Presidente della Quarta Commissione Consiliare Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia, la Presidente Deborah Onisto, e ringraziamo per la sua partecipazione e avremo piacere che portasse un suo saluto e una sua magari testimonianza su questo tema. Grazie mille, buongiorno a tutti, benvenuti, benvenute. È un onore per me rappresentare l'amministrazione comunale oggi e portarvi il saluto sentito del signor Sindaco Luigi Brugnaro. Io ho incominciato questa settimana con la riapertura del porto alla comunità, che è stato un momento decisamente importante e molto significativo. Ma come ho fatto presente anche al Presidente Di Blasio, se è importantissimo aprire i luoghi della portualità, è ancora più importante affrontare temi concettuali che riguardano i lavoratori e soprattutto le lavoratrici, come in questo seminario di oggi. E credo che sia la dimostrazione di una grande sensibilità aver inserito nel programma del Porto Dade una giornata legata alla parità del genere nel cluster portuale veneto. Perché se è pur vero che moltissime professionalità femminili che oggi avremo a testimonianza hanno oltrepassato i settori convenzionalmente maschili, permangono ancora aspetti di disparità che in qualche modo devono assolutamente essere superati. Quindi il tema dell'attuazione di principi di parità di trattamento e di opportunità tra lavoratori e lavoratrici risulta ancora oggi in molti comparti ed è un obiettivo sicuramente primario. Quindi io penso che un porto che sa parlare al femminile e che punta ad azzerare le differenze di genere è un passo avanti e di sicuro attraverso le sue porte aperte riuscirà a trasmettere anche questo valore. Grazie mille. Ecco, grazie Presidente Onisto per le sue parole. Condivido la necessità che le istituzioni in questo percorso sostengano in maniera convinta
ovviamente strutturata, questo programma che ovviamente non si esaurisce in un breve arco di tempo, ma diciamo, trova sicuramente una espansione diciamo, che riesca a proprio entrare nella società civile e quindi nelle culture sia dei ragazzi che saranno i futuri uomini e delle ragazze che saranno le future donne, che magari aspireranno a intraprendere delle attività che sono appunto magari afferenti al porto, nelle varie declinazioni che abbiamo e avremo modo di vedere oggi, insomma, anche con le nostre testimonianze qualificate. Abbiamo anche la fortuna e l'onore di avere con noi oggi Miss Ruth Lopian, coordinatore delle pari opportunità, Direzione Generale per la Mobilità e Trasporti della Commissione Europea. I have the pleasure to pass the floor to Miss Lopian. Thank you. Buongiorno signora Lopian, benvenuta. Abbiamo anche disponibile la traduzione simultanea. Yes, good morning. You can speak. We can hear you, please. Okay, thank you very much. Grazie. Sono orgogliosa di poter essere qui con voi oggi per questo evento così importante. Se vedete alle mie spalle, il cartellone dice che solo il 22% nel settore trasporti è costituito da manodopera femminile. In alcuni settori del trasporto la percentuale è ancora più bassa e quindi è fondamentale raggiungere una maggior uguaglianza di genere nel trasporto marittimo, in particolare per quanto riguarda le giovani donne che dovrebbero entrare in una forza lavoro che sta invecchiando, tra l'altro. Condivido a questo punto il mio schermo per una breve presentazione, spero possiate vederlo. Eccoci. Mi confermate di poter vedere il mio schermo? Sì, grazie. Very good. So Molto bene. Prima di tutto vi darò una visione d'insieme del quadro giuridico della politica di genere dell'Unione Europea. Come vedete in alto a destra, nella mia diapositiva, la Commissione Europea si allinea agli obiettivi di sviluppo sostenibile per le politiche sia interne che esterne. L'obiettivo 5 mira ad ottenere una uguaglianza di genere senza discriminazione, violenza o danni nelle pratiche per le donne sia nel settore privato che nel settore pubblico. Per rispettare questo impegno di questi obiettivi di sviluppo è stata adottata la primavera scorsa una strategia per la gender equality che propone obiettivi di politica molto chiari e azioni per ottenere progressi concreti per l'uguaglianza di genere in Europa e per ottenere gli obiettivi di sviluppo sostenibile. In questa strategia la Commissione sottolinea la necessità di integrare una prospettiva di gender equality in tutte le politiche dell'Unione Europea e in tutte le attività di tutti i settori. Un certo numero di decisioni politiche e proposte politiche sono già state proposte nel quadro di questa strategia di uguaglianza. Ad esempio, ci sono state proposte sulla trasparenza nelle paghe e negli stipendi, proposta all'inizio di quest'anno dalla Commissione. La Commissione lavora con gli Stati membri per l'applicazione della direttiva Work-Life Balance. Sono stati fatti progressi sull'uguaglianza tra uomini e donne nel processo decisionale. Entro la fine di quest'anno la Commissione farà proposte per porre fine alla violenza di genere. La Commissione
guarda al di là dei confini dell'Unione Europea per promuovere l'uguaglianza di genere e i diritti delle donne anche in altri paesi. Guardando rapidamente alla nostra politica interna, la Commissione ha il suo presidente donna, prima di tutto, abbiamo un equilibrio tra i commissari e la commissaria Dalli si occupa di uguaglianza. Dovremmo raggiungere un equilibrio di genere a tutti i livelli di gestione entro il 2024. La Commissione ha una task force per l'uguaglianza, di cui io faccio parte, ad esempio, attraverso la rete di coordinatori di uguaglianza. Esistono i quality coordinator in tutte le direzioni generali della Commissione per ottenere dei programmi di gender mainstreaming, per generare in particolare una prospettiva di uguaglianza di genere in tutte le nostre attività, in tutte le nostre proposte. La DG Move stessa ha un equilibrio di genere al suo interno, anche a livello di gestione, di dirigenti. Abbiamo 3 commissarie donna per i trasporti. Non abbiamo ancora un direttore generale, in questo senso ancora ci sono passi da fare in questo senso. Guardiamo più da vicino a questo punto alle politiche di trasporti. Abbiamo adottato alla fine dell'anno scorso una strategia di trasporto, di mobilità sostenibile e smart, 3 obiettivi per rendere il sistema dei trasporti europeo più sostenibile e per rispettare gli obiettivi del Green Deal europeo, per ridurre i gas serra e le emissioni di anidride carbonica, per rendere i trasporti più smart, per affrontare la sfida dell'automazione del settore dei trasporti e per renderlo più resiliente. Come sapete, il settore dei trasporti è stato uno dei più colpiti dalla pandemia del Covid-19 e la resilienza dovrebbe rendere il settore più capace di sopportare shock economici di questo tipo. Ovviamente la transizione digitale dovrebbe però essere equa e giusta e non lasciare indietro nessuno. La strategia si pone l'obiettivo di uguaglianza. Uno degli obiettivi principali è l'equality mainstreaming nelle sue azioni, e un'azione specifica si impegna a lanciare iniziative per aumentare l'attrattività del settore dei trasporti per le donne. Questo per mantenere il settore vivace e concorrenziale e per renderlo diverso, ma in grado di attrarre giovani uomini e donne, uno degli obiettivi che sono già stati citati. Per avere degli sviluppi di politiche in questo senso non è necessario aspettarsi un approccio dall'alto verso il basso, ci sono iniziative pratiche e orientate all'uguaglianza che possono essere altrettanto efficaci. Nei trasporti abbiamo adottato un approccio diverso, una dichiarazione online pubblicata sui nostri siti, con persone che si impegnano a garantire uguali opportunità per uomini e donne nel settore dei trasporti, uno scambio di buone pratiche, ad esempio, buone pratiche tra aziende, individui e associazioni che condividono le best practices per le donne nel settore dei trasporti, ma anche pratiche che migliorino la situazione dei trasporti per gli utenti. E la terza iniziativa è la piattaforma EU for Change Women in Transport, che mira a promuovere il ruolo delle donne nel settore dei trasporti.
lo strumento di cooperazione più avanzato. Abbiamo 29 membri delle organizzazioni di trasporti europei che rappresentano sia datori di lavoro che lavoratori, molte per il settore marittimo, come vedete nella diapositiva, l'EXA, ESO, l'ESPO, Vista, ETF, eccetera. Sindacati, 4 Stati membri, agenzie, tra cui l'Agenzia per la Sicurezza Marittima Europea, l'EMSA, e un certo numero di società private. I membri sono rappresentati sulla piattaforma e devono essere attivi, non possono essere soltanto membri, ma devono impegnarsi ad azioni specifiche per migliorare la situazione delle donne nel loro settore. Queste azioni devono essere misurabili, raggiungibili avere una pianificazione temporale definita. Potrei elencarvi le azioni, ma non lo farò, mi limiterò a mostrarvi qualcuna di queste azioni del settore marittimo, ad esempio. Abbiamo un'iniziativa che si chiama Fairwinds Project, una collaborazione tra varie organizzazioni nel settore marittimo svedese, che mira a garantire un buon ambiente di lavoro con 0 discriminazione. Il progetto è già stato valutato l'anno scorso e molte iniziative sono già partite nel quadro di questa azione, che sicuramente è stata d'aiuto nel migliorare la situazione delle lavoratrici nel settore marittimo. Ci sono ovviamente altre sfide da affrontare, non necessariamente legate al Covid-19, la sicurezza per gli staff a bordo, strutture durevoli, risorse di bilancio che sono sempre un problema, ma ci sono anche risultati importanti che servono da riferimento in questa azione, la promozione delle migliori pratiche e il concentrarsi anche su un impegno alla leadership positiva. L'amministratore delegato di molte aziende deve essere coinvolto per ottenere risultati di questo tipo. L'EMSA, l'Agenzia per la Sicurezza Marittima Europea, ha proposto a sua volta un'azione, un piano d'azione per l'uguaglianza di genere all'interno dell'EMSA. Non entrerò nei dettagli di questa azione, ma anche questo è prova del loro interesse nella promozione della quota femminile all'interno dell'agenzia stessa. Quali sono i prossimi passi? Continueremo ad aumentare la consapevolezza della necessità di una uguaglianza tra uomini e donne nel settore. Lavoreremo con ambasciatori contro la diversità che verranno messi in una rete. Saranno persone con background e appartenenza etnica diversa. Lanceremo una serie di progetti di studio, una sulla programmazione delle migliori pratiche che possono aiutare a migliorare l'equilibrio lavorativo per le donne nel settore dei trasporti, uno studio sull'automazione e la digitalizzazione dei trasporti, e pubblicheremo anche un toolkit educativo per la scuola primaria e secondaria rivolto ai maestri per combattere gli stereotipi di genere anche nel settore dei trasporti, e continueremo la nostra cooperazione internazionale all'interno dell'OCSE, ad esempio con la Banca Mondiale e con le organizzazioni di trasporto internazionale. Come vedete ancora c'è molto da fare. Stiamo facendo dei piccoli passi avanti. Vista ha lanciato un'indagine per misurare il numero di lavoratrici nel trasporto marittimo e il numero sembra leggermente in crescita. Abbiamo risposte simili dal porto di Anversa, da cui abbiamo ricevuto informazioni la settimana scorsa, chiedo scusa, e spero che la vostra iniziativa e il vostro
incontro sia un ulteriore strumento di promozione della presenza delle donne nel settore portuale, nel trasporto marittimo. Vi auguro un grande successo e fortuna per il resto della vostra riunione di oggi. Per ulteriori informazioni vi prego di consultare il nostro sito web e vi ringrazio ancora per avermi invitato e per avermi ascoltato, augurandovi una riunione di successo. Grazie. Ecco, Miss Lopian, la ringraziamo per aver condiviso con noi queste iniziative che sembrano proprio essere a tamburo battente, cioè c'è un piano al di là del principio corretto e giusto che condividiamo tutti, ma c'è proprio una tabella di marcia che sembra, insomma, quello che abbiamo percepito oggi, prevedere dei feedback periodici, ecco, di realizzazione dell'obiettivo, cosa che non credo sia a conoscenza dei più, ecco. Ringraziamo anche per il servizio di traduzione nella lingua dei segni, proprio è la dimostrazione che l'autorità di sistema portuale è attenta anche proprio al bilanciamento proprio delle uguaglianze in tutti i settori, e quindi questa è una sensibilità che va evidenziata e che ci trova molto orgogliosi, insomma, e contenti come partner nella realizzazione di questa iniziativa. Abbiamo qui ovviamente il padrone di casa, anzi siamo noi ospiti, il presidente dell'autorità di sistema portuale, Lino Di Blasio, e chiediamo come si può declinare nell'ambito di un porto e anche in termini dal punto di vista proprio della tempistica brevi, questo desiderio di portare una parità di genere nell'ambito delle varie, diciamo, dei vari ruoli che girano attorno e comunque compenetrano l'autorità di sistema portuale nelle sue varie sfaccettature. Ecco, ringraziamo il Presidente. Grazie, buonasera a tutti. Allora, devo dire che ci sarà una presentazione, ma il messaggio importante che è passato anche adesso con l'introduzione di Ruth Lopian è che quando si parla di questioni di genere si parla in realtà di migliori politiche. Non abbiamo con lei affrontato misure eccessivamente specifiche, ma siamo andati a vedere come tutti i grandi trend delle politiche comunitarie che vanno dalla mobilità, che vanno da un sistema di trasporti a minor impatto sull'ambiente, la digitalizzazione, la creazione di un sistema integrato all'interno delle nostre città, sono tutte misure che migliorano la possibilità dell'essere umano, no? di accedere al mercato del lavoro. Ed è questa un po' la chiave di lettura che noi stiamo cercando un po' di sviluppare oggi pomeriggio, cioè andare a vedere come, al di là di effetti o aspetti connessi alla discriminazione, c'è poi un tema di accesso e di progressione all'interno dei percorsi professionali del mondo dei trasporti e della logistica, che va accompagnato, ma proprio nell'ottica di migliorare in sé il modo in cui noi stiamo sui nostri luoghi di lavoro. Allora, la presentazione che abbiamo così tratteggiato ci fa partire da una considerazione, cioè prima abbiamo cercato di vedere come è distribuita in ambito nazionale l'occupazione femminile. Vedete che in generale, come diceva anche poco fa la rappresentante della Commissione europea, nel settore dei trasporti o settore portuale ha una presenza, una declinazione specifica, cioè una presenza minore rispetto alla presenza delle donne nel mercato del lavoro in generale. Queste sono fonti Istat un po' datate, ma che tendenzialmente sono la fotografia di oggi. Quindi, primo dato, siamo all'interno di un settore dove la presenza femminile è minore rispetto al totale delle donne nel mercato del lavoro. Se andiamo nella regione del Veneto, riproduciamo sostanzialmente una tendenza nazionale. Ovviamente questi sono soltanto dati
di percentuale non dati di occupazione. Siamo in una regione molto come dire, florida dal punto di vista economico, molto attiva dal punto di vista dell'import-export, che è un aspetto che ci riguarda e ci interessa, ma anche in questo caso, no, si riproducono alcune dinamiche di presenza dell'occupazione femminile. Andando ancora un po' più in verticale, se andiamo a vedere, questi sono dati, diciamo, dell'autorità di sistema, quello che avviene nelle realtà portuali di Venezia e Chioggia, vediamo che andando più in verticale la presenza di occupazione femminile in alcuni settori rappresentati proprio dalle imprese che sono autorizzate a operare all'interno del porto, nonché ai concessionari, nonché la forza lavoro rappresentata dalla compagnia portuale, la presenza femminile in questo caso cala drasticamente, mentre è allineata, se non superiore, alla media nazionale per quanto riguarda agenti e spedizionieri. Ovviamente qui c'è una componente di tipologia di lavoro. Agenti e spedizionieri hanno una tipologia di lavoro più legata ad attività di carattere amministrativo, di ufficio, comunque di carattere intellettuale. Le altre sono lavori anche che uniscono sia una tradizione ma anche appunto un carattere di impiego di fisico importante. Un mio commento su questo è che ripeto, la giornata di oggi è importante anche per far vedere, soprattutto con le testimonianze che seguiranno, la presenza femminile e anche per parlare alle giovani donne, alle donne che stanno considerando la tipologia di percorso professionale che vogliono compiere, la tipologia di studi in ambito civile e militare, perché oggi è importante far vedere che è una realtà che noi affrontiamo, cioè con cui noi collaboriamo tutti i giorni, e quindi questo è soprattutto per quelle torte più piccole, secondo me c'è anche una questione di informazione da gestire. Per quanto riguarda qui una cosa particolare invece nell'autorità di sistema portuale, abbiamo una sostanziale parità tra uomini e donne, ma anche in questo caso, come comune a buona parte anche corporate, no, delle imprese italiane, c'è una presenza molto forte nella parte media o medio-bassa della piramide aziendale, e con ancora una possibilità di sviluppare la presenza nelle parti dirigenziali. Se poi noi andassimo a confrontare questi dati con il livello di scolarizzazione vedremmo una certa distanza, no? Un altro tema è che ad oggi il mercato dell'università, il livello di scolarizzazione, nonché il livello di studi raggiunti dalle donne anche nelle discipline scientifiche è assolutamente in pareggio, cosa che poi non si traduce ovviamente nel trasferimento, o comunque non si traduce ancora in una presenza a livello di occupazione. Quindi le questioni che io vorrei intanto mettere sul tavolo sono diciamo prevalentemente in tre ambiti: empowerment femminile, work-life harmony o balance e well-being organizzativo. Chiedo scusa un po' per queste parole inglesi, ma rientrano di fatto nella strategia più ampia di sviluppo sostenibile del porto che noi vogliamo portare avanti. Quindi empowerment femminile è proprio la volontà di fare crescere le potenzialità di svolgere un ruolo importante all'interno del mondo del lavoro e anche di ampliare, no? Quindi fare una sorta di elevazione, di ampliare le possibilità di crescita all'interno della struttura della propria realtà. Work-life harmony è un elemento, come dicevo poc'anzi, di creare un ambiente di lavoro che, ripeto le parole anche della Commissione europea, grazie anche alla digitalizzazione, ad una migliore accessibilità, ad una mobilità anche green, a tutta una serie di politiche che migliorano la vita del lavoratore, sia possibile anche in questo caso creare un ambiente che è anche più confacente all'esigenza delle donne. E poi well-being organizzativo, questo è un gap secondo me molto, molto forte,
laddove ci sono delle sacche di inefficienza anche all'interno delle nostre organizzazioni, e questo comporta una difficoltà di organizzare i tempi nell'arco della giornata e una difficoltà di organizzare, proprio di pianificare i vari livelli della vita di ognuno di noi in modo sincronizzato. Spesso e volentieri, adesso consentitemi una battuta, no? Con l'ammiraglio ci preoccupiamo di come sincronizzare l'operatività del MOSE con l'operatività della navigazione, ma magari all'interno del nostro ufficio non siamo, o meno, no, a volte sempre attenti a fare in modo che le riunioni siano svolte in una modalità accessibile, siano svolte in orari che consentono di svolgere le altre funzioni che una persona deve portare avanti nell'arco del giorno. Quindi questo è senz'altro il terzo pilastro su cui vogliamo lavorare. Quello che faremo, quello che ad oggi abbiamo registrato è che sempre all'interno della nostra organizzazione negli ultimi 15 anni c'è stato un po' un cambiamento di rotta, una maggiore presenza numerica delle lavoratrici, al di là di quanto già detto della minore presenza nei livelli alti, un maggiore lavoro fatto sulla contrattualistica delle donne, per cui l'introduzione di alcuni istituti come la flessibilità nell'orario di lavoro, la banca ore, alcuni istituti di welfare, e nonché il lavoro agile, che ha avuto un'accelerazione per questioni note, ma che era comunque già una forma di lavoro da gestire e da programmare. Ecco, sono tutti casi, anche in questo caso, il lavoro agile è stato una grande sfida, non tanto per connettersi meglio alla linea di casa, ma quanto perché ha messo in evidenza carenze organizzative dei nostri uffici, e quindi ha alzato l'asticella anche per coloro che dovevano programmare una presenza del lavoro nella parte, diciamo, nella sfera personale più organizzata. E quindi insomma anche in questo caso, come avevo già detto, maggiore presenza delle donne al vertice da migliorare, e poi una parità sostanziale in tutti gli istituti, formazione, valorizzazione, presenza anche, rappresentanza nell'ente, nella società e quant'altro. Trasferte, premialità, diciamo in alcuni casi siamo ancora a livello che, no, le donne dovevano viaggiare di meno perché dovevano in qualche modo, no, farsi carico di altre attività. È importante che, come dire, questo non sia una scusa per non proporre ruoli. Quello che faremo, che stiamo studiando, è promuovere un tavolo permanente sulle pari opportunità nei porti di Venezia e Chioggia, per due motivi. Sia perché diciamo, mi fa piacere che il fatto che comunque parliamo sempre e comunque di Venezia e Chioggia, perché è un sistema portuale. Insomma, la prima cosa che mi hanno detto quando sono arrivato a fare presidente è stata: mi raccomando, si ricordi di dire sempre Chioggia, no? Io non ci facevo neanche conto, ma in realtà è una sfida, quindi è una sfida, lo ribadiamo perché per me è sistema. Ma il tavolo permanente è perché nell'organizzazione, nell'andare ad introdurre queste politiche, bisogna poi vedere come vai a gestire la governance, e quindi vai a vedere gli obiettivi che riesci ad introdurre, vai a confrontarti con i benchmark o con i progetti o con le best practice di cui parlavamo poco fa con la Commissione Europea, a vedere quali di esse sono adattabili al nostro sistema e se riusciamo ad introdurle, ma soprattutto a condividerle con il nostro ecosistema e a promuoverle anche attraverso le nostre relazioni presso i concessionari, presso con tutte le imprese che lavorano all'interno della nostra realtà. Altre azioni future, in questo caso anche in collaborazione con l'organismo indipendente di valutazione, un comitato unico di garanzia, e poi alcune iniziative per aumentare la nostra consapevolezza dell'adeguatezza delle nostre misure, nonché una forte operazione di comunicazione interna. Io mi fermo qui, mi premeva fare questa carrellata per dare qualche numero, ma anche un po' per dare il là alle testimonianze che verranno su quei punti che ribadisco, cioè un luogo più inclusivo e anche un luogo che fa migliori politiche e anche politiche innovative. Quindi questo mi sembra un messaggio che poi cercheremo di sviluppare, ma insomma mi fa piacere sentire il prosieguo delle testimonianze. Grazie. Ringraziamo l'autorità di sistema e il Presidente.
perché come Propeller abbiamo avuto la netta percezione, anche nell'organizzazione di questo convegno abbiamo avuto la possibilità di riscontrare che c'è una squadra operativa assieme a lui e nel territorio, anche su queste tematiche, ma credo che proprio declinando nella stessa modalità altre questioni che riguardano il porto, insomma avremo la modalità giusta e il successo per poter raggiungere gli obiettivi. Quindi come Propeller ringraziamo anche del coinvolgimento in questa iniziativa, ma in maniera fattiva, come dicevo appunto, con una squadra che è riuscita a supportarci e a organizzare questa giornata che sicuramente, confidiamo, offrirà degli spunti nell'arco, proprio nell'ambito di questa iniziativa delle autorità di sistema che ci è stata poc'anzi descritta dal Presidente. Quindi invito qui a raggiungerci, ci hanno appena raggiunte, la Presidente degli Agenti Marittimi Raccomandatari di Venezia, abbiamo qua con noi Chiara Bottazzo. Buonasera a tutti. Ecco, poi abbiamo la dottoressa De Martini, medico di bordo, e abbiamo l'onore di averla dopo anche le sue veramente peripezie con il Covid in giro per il mondo, veramente che non è stata, diciamo, una passeggiata, e ce lo potrà assolutamente raccontare con la sua viva voce. Però Grazie. Purtroppo non abbiamo oggi qui con noi la comandante Coppa, perché appunto per esigenze diciamo di lavoro non ha potuto raggiungerci in questa giornata, però abbiamo un contributo registrato per offrire appunto anche la sua esperienza a questo auditorium. Quindi preghiamo la regia di mandarlo in onda. Sì, buongiorno, siamo qui oggi con la comandante Roberta Coppa, pilota della Corporazione Piloti Estuario Veneto, una delle due pilote italiane, e prima pilota italiana peraltro, nonché socia del Propeller Club Porto Venice, che abbiamo l'onore appunto di annoverare tra i nostri soci. Comandante Coppa, ci può illustrare quali sono le mansioni, ecco, di un pilota di porto, e magari inserirle in una giornata tipo per far comprendere ai più quali sono appunto anche diciamo, le particolarità che una donna deve affrontare quotidianamente in questa professione che sappiamo la appassiona molto. Volentieri. Giornata tipo del pilota è difficile da programmare, nel senso che noi dipendiamo dal traffico portuale, quindi dalle richieste delle navi di entrata e uscita. Non abbiamo un orario di lavoro con una fascia oraria, ma noi praticamente siamo in servizio 24 ore su 24 per un certo numero di giorni. Nella fattispecie il nostro turno qua è di 6 giorni lavorativi, e quindi abbiamo un servizio di 24 ore per questi 6 giorni consecutivi lavorativi. Le prime navi entrano all'alba. Entrano alle 6 di mattina, la sveglia per noi è intorno alle 4, 4 e mezza. Abbiamo comunque anche un porto molto esteso, quindi dei tempi di percorrenza che sono lunghi all'interno del porto per spostarci da una banchina all'altra, da un'imboccatura all'altra. E alle 6 ci troviamo in mare in pilotina, prendiamo servizio e cominciamo a entrare. Di solito il primo convoglio è un convoglio in entrata, quindi cominciamo a portare all'ormeggio le prime navi che richiedono appunto l'entrata in porto. Dopodiché dipende dal traffico, quindi possiamo proseguire con il lavoro nell'arco della giornata, nell'immediato oppure con delle brevi pause, e questo lavoro può andare anche a cadere in orario notturno. Quindi non è detto che il pilota che ha iniziato a lavorare alle 6 di mattina si trovi anche coinvolto nel primo pomeriggio, nella serata o nella notte per effettuare altri lavori. Quindi il lavoro si svolge nell'arco delle 24 ore. Quindi è un lavoro di responsabilità che richiede anche un impegno proprio in termini temporali. Come si organizza con il bilanciamento familiare, ecco, proprio delle risorse? È complesso, l'organizzazione familiare è complessa perché appunto non avendo una fascia oraria non è che uno può contare su inizio a lavorare alle 6, torno a casa alle 14, alle 16, alle 18. Il lavoro, ecco, conciliare il lavoro con gli impegni della famiglia, soprattutto nel mio caso è ancora più complicato perché anche il mio marito, anche il mio compagno, ha un orario di lavoro all'interno del porto che è molto simile al mio, e quindi abbiamo comunque necessità di utilizzare terze persone perché il bambino è difficile che riusciamo a portarlo a scuola, ritirarlo da scuola e insomma essere a casa negli orari in cui lui
non è impegnato con la scuola o con altre attività. Quindi le risorse, diciamo, familiari sono indispensabili per consentire ad una donna e comunque alla sua famiglia di svolgere in maniera anche serena il proprio lavoro. Sì, conciliare il lavoro senza orari e la famiglia è difficile, è molto complesso, quindi servirebbero degli aiuti intanto economici, avere affiancate delle persone alla famiglia preparate per poter aiutare la famiglia nella crescita dei figli, nella gestione insomma dell'insieme, dell'ambito familiare. Anche perché la donna entrando nel contesto del lavoro sa che dovrà affrontare queste problematiche, quindi secondo me sì, è necessario che ci siano degli aiuti sia dal punto di vista economico e anche dal punto di vista insomma, strutturale e organizzativo. E certamente la donna pilota non potrà mai lasciare un figlio all'asilo nido, perché nessun nido apre alle 4 di mattina e ci permette di portare lì un bambino. Quindi ci sono delle problematiche anche appunto legate alle fasce orarie e a un lavoro notturno improvviso, perché non è un lavoro comunque programmato, è un lavoro che man mano durante la giornata cambia. Quindi uno pensa di poter poi essere libero un certo numero di ore, invece potrebbe cambiare anche molto repentinamente e quindi viene chiamato e deve subito, immediatamente entrare in servizio. Ecco, che cosa si sentirebbe di dire alle nuove leve che vogliono avvicinarsi a questa professione? Ecco. Beh, innanzitutto la passione. Se non c'è la passione non si va da nessuna parte, quindi tutto diventa più faticoso, più difficile, e quindi quello è fondamentale. E poi non farsi scoraggiare, perché la strada è in salita, una salita bella ripida, però si può fare, insomma. Le soddisfazioni sono... Le soddisfazioni ci sono tante, perfetto. Sono individuali soprattutto perché perfetto. Scendere da una nave dove il comandante ti saluta, ti ringrazia per la collaborazione e il lavoro fatto e... ripaga dei sacrifici. Esatto, ecco, dice spero di rivederti alla partenza, insomma è una forma in cui ti ripaga dei sacrifici fatti e del lavoro svolto. Comandante Coppa, la ringraziamo del suo apporto in questo nostro convegno e speriamo di averla di nuovo magari in altre occasioni con noi. Grazie mille a voi. Eccoci, siamo rientrati qui proprio sempre parlando di work-life balance e realtà portuale. Abbiamo appunto l'ufficiale medico di bordo, la dottoressa De Martini. Come ci riesce, diciamo, ad illustrare proprio questa professione che è sconosciuta ai più, ecco, proprio? Sì, è un po' sconosciuta. Devo dire che ho sentito i numeri prima della funzionaria europea che parlava del 22%. Di donne nel settore dei trasporti. Non vorrei scioccare qualcuno nel dire che in realtà invece come ufficiali a bordo bisogna togliere un 2, siamo il 2%. E quindi è un grazie particolare al Propeller, all'autorità di sistema portuale, per aver dato questa possibilità di far conoscere quello che noi stiamo facendo. 2% ma siamo molto brave, quindi spesso dobbiamo, come ufficiale medico, anche preoccuparmi di curare i comandanti dallo shock, di trovarsi con in realtà una persona che, e qua è presente l'ammiraglio, secondo l'articolo 321 del codice della navigazione, è la persona a bordo più importante, il medico, dopo il comandante. Quindi a pari grado del direttore di macchina e del capocommissario quando ha i gradi. E qua vedo in presenza anche dei giovani ufficiali, donne bellissime della Marina Militare e io vorrei sapere, chiederemo all'ammiraglio quando vedremo la prima donna ammiraglio. Questa è una domanda che volevo fare. A bordo ci siamo, come medici ci siamo, anche se poche, e la nostra giornata tipo è effettivamente molto difficile. Può incominciare dalla difficoltà con la sartoria di bordo, perché dato che la maggior parte degli ufficiali sono uomini, io ad esempio devo prendere sempre camicie extra large, perché si dimenticano a bordo che noi donne abbiamo una caratteristica un po' diversa nel nostro fisico rispetto agli uomini, questo tanto per rendere più leggera la nostra conversazione. Poi il Presidente mi parlava delle difficoltà che abbiamo avuto a bordo e certo il Covid per noi è stata un'esperienza molto molto importante, soprattutto per chi di noi era coinvolto in giri del mondo. Personalmente mi trovavo in Australia, a Brisbane,
quando ci fu il caso della Princess Diamond, la nave che è finita su tutti i giornali del mondo per la gestione non proprio ottimale che è stata fatta del Covid su quella nave, perché invece che sbarcare tutti i passeggeri sono stati tenuti a bordo, mentre diciamo noi siamo riusciti dall'Australia arrivare fino alla Norvegia per 3 mesi a riportare tutti i passeggeri sani e salvi a casa e non abbiamo avuto un caso di Covid a bordo. Avendo preso tutte le precauzioni del caso, misurando la temperatura e la febbre persino ai piloti, ogni persona che saliva a bordo aveva uno screening e quindi siamo riusciti a fare questo. E mi chiedo se non è per il fatto di essere donna che mentre il comandante uomo della Princess Diamond è stato accolto in patria e ha avuto onorificenze, un medico di bordo, direttore sanitario donna, che ha riportato tutti vivi e non abbiamo avuto un caso a bordo, non è stata riconosciuta, nessuno mi ha detto grazie. Ecco, mi chiedo se forse nel discorso di oggi della parità di genere forse le donne non vengano considerate abbastanza, o forse perché noi facciamo bene e meglio, le buone notizie non fanno clamore, quelle cattive in realtà invece molto di più. Chiarissima, è un percorso, come abbiamo tutti compreso oggi, accidentato, sicuramente non, insomma, richiede del tempo e quindi è una questione proprio culturale che deve innescarsi, quindi siamo tutti, mi sembra, con dei propositi, insomma, condivisi, oltre a esserci proprio un programma con come dicevo prima, una tabellina di marcia da rispettare, quindi adesso non è più un principio, diciamo, sarà calato, speriamo tutti, nel vivere quotidiano. Ci vorrà del tempo, ci vorrà equilibrio, ci vorrà pragmatismo, immagino. Questo non vuol dire che non ci sia magari stato un vulnus, può essere, nel senso c'è un percorso che fino a ieri non era così scontato, e anche nell'opinione pubblica magari eravamo portati tutti a fare una considerazione anche involontariamente magari che non teneva appunto in debito conto l'apporto. Ecco. Voglio far ridere con una cosa: a bordo ancora oggi ci sono dei direttori di macchina che non fanno scendere in questo caso, il medico di bordo in macchina, perché ci sono queste superstizioni, ancora l'ammiraglio ride difatti, che la donna a bordo non doveva salire. Tant'è vero che per anni la donna a bordo saliva solo sotto forma di polena, le statue davanti alle navi che dovevano tranquillizzare il dio dei mari con le loro forme sinuose, lì le camicette sarebbero state rese più ampie. E poi in seguito purtroppo le donne venivano imbarcate solo per, diciamo, rendere piacevoli le ore dell'equipaggio, tant'è vero che nascevano bambini a bordo e li mettevano nella parte, di solito erano navi a quell'epoca, la parte piatta era quella dei cannoni e venivano chiamati figli dei cannoni, quindi il cognome Cannone spesso ha questa origine. Quindi uno shock averci come direttore sanitario, ufficiale superiore, insomma ne abbiamo fatta di strada. Ma si riesce a superare tutto, anche questo con, ripeto, con il buon senso, la comprensione, l'educazione che penso parta proprio come ho sentito prima parlare delle scuole, io le chiamavo elementari, comunque le scuole primarie, quindi dall'educazione, dal rendere spontaneo e naturale qualcosa che appunto adesso non lo è, quindi è un percorso pervasivo nella società civile e di questo siamo contenti perché non è solamente una questione di facciata o di promuovere o inserire qualcheduna ecco, di qua o di là, perché quello insomma non è quello, mi sembra che si vuole. Ecco. Qui abbiamo gli agenti marittimi raccomandatari, sì. Abbiamo proprio la Presidente, siamo onorati e qui è un lavoro proprio sul campo che insomma... Soprattutto a Venezia, che ha un territorio particolarissimo, sappiamo nelle varie vicissitudini tra il Mose, il Covid, ne abbiamo passate di tutti i colori. Però la figura dell'agente marittimo è abbastanza sconosciuta, perché per la maggior parte qualcuno mi chiede ma cosa vuol dire essere agente marittimo? E la difficoltà, allora, l'agente marittimo è quella persona che fa da interfaccia tra quello che è l'arrivo della nave e tutte le formalità portuali. Quello che è il comandante gli fa vera e propria assistenza, vera e propria, si prende cura della nave, esigenze della nave, comandante, equipaggio e quello che è poi l'armatore. Per cui vedevamo prima il comandante Coppa, viene richiesto il servizio del comandante dall'agente marittimo.
una figura d'obbligo, serve essere iscritto nell'elenco presso la Camera di Commercio locale e aver passato un esame specifico. Per cui passato l'esame ci viene iscritto e ci si apre presso una società che ha già il raccomandatario interno, quello che è la funzionalità e la professionalità del raccomandatario. Difficoltà ce ne sono parecchie, perché nel momento che si fa un'interfaccia specifica con un comandante o con un equipaggio, vedere una donna è sempre una cosa un po' strana, però il passaggio successivo è la professionalità. Nel momento che loro si sentono seguiti e si sente di base un'assistenza vera e propria, si affidano completamente e vengono quasi guidati a quella che è l'ingresso, quello che è tutta la pratica di ormeggio, tutto quello che può necessitare nei cambi equipaggio. Poco tempo fa un equipaggio in sospetto Covid, per cui isolati completamente, ha aiutato l'armatore nel ripristinare l'equipaggio e alberghi insomma, anche questo ha fatto in modo che quindi una certa responsabilità. È una responsabilità non notevole, da poco, sì, difatti. Soprattutto nei confronti delle istituzioni che abbiamo davanti, nel senso una capitaneria di cui noi passiamo tutta la documentazione, di cui fermiamo quella che è l'attuale situazione a bordo, poi prende per sicuro quello che diciamo e poi eventualmente lo verifica e autorizza quello che è l'ingresso della nave. Per cui rappresenta anche l'armatore dal punto di vista, giuridico, quindi dal punto di vista c'è la rappresentanza. Quindi è una bella attività, implica delle responsabilità, ma questo non deve fermare, penso, no. le nuove leve dall'avvicinarsi a qualcosa che magari nessuno gli ha mai reso noto, pubblicizzato, no. Quindi anche qua è da fare un'attività di informazione. Perché nel mio caso io inizio già un percorso da nautico, per cui aspirante al comando di navi mercantili, poi società armatrice, ho un percorso tecnico. Per cui il passaggio all'agente marittimo è stato molto rapido e molto indolore, diciamo così, perché già la base permetteva la conoscenza degli equipaggi, il saper parlare con un comandante, il saper spiegargli quelle che sono le formalità, il saper passare avanti a determinate complicazioni che ci sono quasi sempre. Quindi conoscere una realtà che non conoscere è così comune parte, avvantaggia anche nel dialogo. Prego. Vorrei spendere una parola in lode degli agenti marittimi, perché da loro dipende se noi a bordo, medico di bordo, riesce a salvare un paziente o meno, la rapidità dello sbarco, tutte le pratiche, viene fatto dagli agenti marittimi. Personalmente, avendo girato tutto il mondo, quando vedo che la gente è una donna, sono tranquilla, perché sicuramente avrà già preso tutte le misure del caso. Sì, noto anch'io questo, il comandante o l'armatore si fida, cioè e si mette quasi a disposizione per dire se me lo dici tu io vado avanti, come dall'altra parte anche l'autorità marittima, cioè nel nostro caso noi dobbiamo essere garanti anche di quelli che sono i regolamenti, le ordinanze locali, per cui spiegarle a bordo e farle poi e passarle come rispetto dei regolamenti anche alla capitaneria, che è un'assistenza su questo ottima, ecco. Complimenti, perché appunto c'è da lavorare anche in questo senso a diffondere questa professione proprio che, le ragazze, può dare... Ecco. Le ragazze io mi sentirei di dire iniziate un percorso tecnico che è il nautico, è soprattutto a Venezia, perché Venezia è il mare, il porto, è una passione. Iniziatelo con passione, portatelo avanti, che secondo me è in salita, come si diceva prima, però si arriva a un ottenimento. Di soddisfazione, quindi di una propria attività. Perfetto. Poi siamo passati all'associazione, io sono anche presidente. Qui siamo singolari a Venezia, abbiamo 2 associazioni, un po' una cosa che ci viene, abbiamo già parlato in diverso, un po' un male che è nato per delle diciamo incongruenze, però anche il fatto di aver nominato una presidente donna
è già un segno di avanzamento culturale all'interno di questo settore. Abbiamo il propeller dopo 30 anni, non è... Chi ci ferma no, più? no, nel Esatto. senso, no, allora non sono solamente onori, ci sono anche degli oneri No, se si certo. prende la responsabilità di rappresentare adeguatamente, aggiungo il termine che non è da poco, che non significa mettersi una giacca o una spilletta, ma fare un certo tipo di percorso per mantenere o addirittura innalzare il livello della rappresentatività dell'associazione, in questo caso, o del club che si ha, diciamo, l'onore di rappresentare. Quindi non è tutto oro quello che luccica, No, ecco, immagino. no, Quindi no. a volte appunto noi donne siamo, come anche gli uomini, non è mica solo le donne adesso, siamo portate a prenderci, a sposare una bandiera, una causa e poi spenderci, non dico fino in fondo, ma insomma spenderci in maniera importante. Quindi, sì, questo sì. Vabbè, vi ringrazio della vostra testimonianza e chiederei di l'avvicendamento. Grazie. Parliamo di governance portuale, abbiamo la comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Caorle, Valeria Menenti, ben arrivata, buongiorno. E abbiamo anche l'ufficiale della Capitaneria di Porto di Venezia, Arianna Rubino, che rappresentano oggi proprio un'istituzione e abbiamo il piacere veramente di averle con noi per avere una testimonianza qualificata che non è solamente da parte, diciamo, degli operatori, ma è da parte proprio delle istituzioni che diciamo, frequentano il porto, e anche abbiamo diciamo, l'opportunità di avere un messaggio per le nuove leve che avessero il piacere, il desiderio anche di comprendere qual è il percorso, che implicazioni possono esserci, perché in effetti ammetto che neanche alla sottoscritta è così scontato. Ecco, quindi prego. Buonasera a tutti e intanto ringrazio gli organizzatori per averci concesso un piccolo intervento per questo tema molto importante quanto attuale. Io sono Valeria Menenti, un ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera e attuale capo del circondario marittimo di Caorle. Avanti la presentazione. Io ho iniziato il mio percorso intraprendendo degli studi in architettura e mi sono laureata in un'università statale, intraprendendo poi un percorso sia dal punto di vista privato che di pubblica amministrazione. Queste esperienze poi sono convogliate nella mia più grande aspirazione, che era quella di conciliare la divisa alla forte passione per il mare, e quindi sono entrata in Accademia Navale nel 2012. Sono entrata in Accademia Navale appena 10 anni dopo l'entrata della prima donna in Accademia Navale, e la mia esperienza è stata ovviamente molto positiva e in linea generale posso dire che il trattamento riservato in Accademia alla formazione degli alunni è un trattamento diretto ai dei professionisti più che a uomini e donne. La mia collega Rubino ha appena terminato il ciclo di studi in accademia e per lei il ciclo di studi è durato l'intero corso di laurea, quindi per 5 anni, e le lascerei la parola per darci un contributo sicuramente più recente e attuale della vita d'accademia. Buonasera a tutti, sono il sottotenente di vascello Arianna Rubino, sono stata appena destinata qui in Capitaneria a Venezia e ho appena terminato il mio percorso di studi in Accademia Navale a Livorno. Questo è l'istituto di formazione della Marina Militare e in particolare quindi ho scelto il corpo della Capitaneria di Porto. Questo percorso dura 5 anni, ho preso questa decisione quindi appena terminato il liceo, quindi 5 anni fa, ho fatto il liceo scientifico e quindi ora ho 24 anni. Ho terminato questo percorso consapevole della difficoltà verso cui andavo. Infatti a chiunque raccontassi la mia scelta di intraprendere questa strada ho sempre riscontrato non una certa familiarità con il corpo. Infatti mi hanno sempre detto ma è una scelta difficile, è un ambiente molto, molto maschile.
ma questa cosa in realtà mi ha sempre incoraggiata, mi ha incoraggiata molto di più in quello che stavo affrontando e che stavo facendo. A partire dalle fasi concorsuali, queste sono molto complesse, ma ho sempre notato con grande apprezzamento una parità di trattamento tra ragazzi e ragazze. L'unica ovviamente scriminante sta nelle prove fisiche, poiché per una questione appunto di fisicità diversa, quindi sono richiesti dei minimi fisici differenti, ma anche la vita in accademia è sempre stata improntata su una parità di trattamento, quindi che posso confermare, come infatti detto dalla mia collega, quindi anche in tempi assolutamente recenti. Già da appena varcato quel cancello, la prima cosa che ci venne detta, infatti che mi è rimasta molto impressa, era che eravamo considerati quindi tutti uguali, quindi eravamo, prima che essere ragazzi e ragazze, eravamo dei militari. E quindi la formazione è stata dura, è stata intensa, ma è un istituto molto completo che io infatti ho scelto proprio per la preparazione a 360 gradi che ci viene offerta, a partire da un punto di vista quindi formativo scolastico, perché ci è permesso di laurearci. Infatti io sono laureata in Scienze del Governo e dell'Amministrazione del Mare, anche se gli ultimi corsi si laureano in giurisprudenza, quindi io risalgo al vecchio ordinamento. Ma anche da un punto di vista sportivo e quindi militare. Da un punto di vista della carriera ci sono poi diversi sbocchi, anche se io mi sono quindi appena affacciata a questo, diciamo, al mondo lavorativo, ho solo finito il percorso formativo. Ci sono diversi sbocchi, la cui unica scriminante sono dei requisiti fisici, in particolar modo la vista. Qualcuno, quindi coloro che sono definiti idonei navali, possono quindi partecipare ad un corso chiamato tirocinio avanzato di manovra, che viene svolto a Messina per una durata di 3 mesi, in cui quindi inizia la carriera poi navale, vengono scelti gli idonei, mentre tutti gli altri verranno mandati a destinazione nelle capitanerie richiedenti. Abbiamo anche una componente subacquea, componente pilota, molto importante comunque anche da un punto di vista generale. Per esempio proprio quest'anno a marzo è stata nominata la prima pilota della Marina Militare, e quindi diciamo questo percorso anche all'interno della Guardia Costiera quindi è seguito con molto interesse. Unica nota negativa che ho potuto riscontrare nella mia brevissima esperienza è da un punto di vista logistico, perché infatti ci sono delle strutture sia a terra che non permettono la presenza femminile, come un esempio è la capitaneria di Jesolo, che ad esempio non ha delle strutture adeguate per accettare personale femminile. Questo un esempio, come in tanti altri casi, di strutture non adeguate, ma come anche a bordo la situazione non è semplice, soprattutto nelle navi magari un po' più vecchie. La mancanza di spazi non permette quindi di dividere le aree a sufficienza, insomma, per garantire un numero sempre maggiore di presenza femminile, ma col tempo, diciamo, la situazione sta migliorando e si auspica in investimenti, in interventi in questo settore. È utilissima questo aspetto proprio da evidenziare, perché questi incontri sono anche utili per mettere diciamo, sul tavolo gli aspetti pratico-operativi che poi possono essere magari con il tempo accolti per migliorare, insomma, e consentire la partecipazione più consona anche delle donne. Ecco. E quante ragazze, per capire, quante professioniste? Per fare un esempio dei numeri, circa, proprio senza... nel mio corso, su un corso di 120 ragazzi circa, eravamo 22 ragazze, di cui 7 CP al primo anno. Poi ovviamente nel corso del primo anno è un percorso molto duro, non tutti arrivano fino in fondo, quindi diciamo sì, attualmente siamo 5 ragazze. Ma difatti desta ammirazione quando diceva che quando io dico che penso che tutti rimangano in effetti sì, ammirati ma anche un po' impauriti, perché sì, insomma esatto, è un percorso molto duro, il che significa che bisogna avere una motivazione forte, essere, come si dice, tenaci poi nel confermare le proprie scelte, quindi questo traspare proprio linearmente dalla testimonianza e quindi
ringraziamo anche di questo incoraggiamento, perché comunque c'è un impegno, ci sono difficoltà, però insomma se si è fatta la scelta giusta, perché probabilmente all'inizio ci sarà una selezione che è data anche magari dall'indicazione che si doveva scegliere un altro percorso, ma quello avviene in tutti i percorsi, ecco, di studi. In questo sicuramente è molto più selettivo, quindi complimenti ad entrambe per il lavoro e anche il percorso che avete intrapreso. Vi ammiro, perché è la sincera verità, e speriamo che questo messaggio venga accolto anche da studenti e da ragazzi che erano anche invitati qui a partecipare, che avranno anche modo di rivedere diciamo, il video di questo nostro incontro. Ecco. Grazie, potete accomodarvi. Ecco, adesso abbiamo con noi un'altra testimonianza, abbiamo la dottoressa Maria Rosaria, perché adesso andiamo a sovrapporre, perché abbiamo la dottoressa Maria Rosaria Campitelli che sarà collegata con noi oggi e non potrà essere in presenza come originariamente pensavamo. Abbiamo invece la dottoressa Messina, chiedo scusa di questa inversione, che è responsabile della sezione legale e contenzioso della Direzione Interregionale Dogane Veneto e Friuli Venezia Giulia, che porterà appunto oggi anche lei questa sua testimonianza in rosa relativamente all'attività che viene espletata dall'istituzione dalle dogane. Ecco, quindi prego dottoressa. Intanto dando anche delle indicazioni che noi apprezziamo molto, come ho evidenziato prima, magari propositive, qualche indicazione. Assolutamente. Allora, intanto mi presento, sono un funzionario dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mi occupo del settore legale che curo e dirigo da numerosi anni. La mia formazione è una formazione giuridica, sono entrata in Agenzia Dogane, ora Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli, diversissimi anni fa, poi nel corso degli anni mi sono laureata appunto in giurisprudenza, ho fatto la pratica forense e quindi ho cominciato ad esercitare l'attività di avvocato per conto dell'Agenzia delle Dogane quando in particolare nel 2001 anche la giurisdizione tributaria ha dato accesso diciamo, alle pratiche, agli atti, gli accertamenti doganali. Nell'ambito di questo incontro mi piace raccontare non solo la mia esperienza, ma quella esperienza di tantissime donne che lavorano in ambito doganale, anche nel settore della portualità e quindi con riferimento a quelle che sono le operazioni di sdoganamento in mare. E lo faccio in una realtà molto virtuosa, quella del Veneto, in cui negli scorsi anni, ma anche nel 2020, abbiamo registrato nel trend diciamo italiano delle percentuali altissime di sdoganamento in mare. Quindi diciamo porto una testimonianza in una realtà che è molto proficua, diciamo molto attiva in questo ambito. Allora, innanzitutto qualche dato, perché parlare semplicemente forse è meno efficace che non dare dei dati. Iniziamo a sviscerare qualche dato. In Agenzia Dogane siamo 9.700 dipendenti, di cui il 46% donne e 54% uomini. Direte una parità quasi assoluta. Sì, vero, c'è questa parità nell'ingresso del mondo del lavoro, peccato però che quando poi questo dato lo andiamo a spacchettare più in concreto e per esempio andiamo a valutare quelle che sono le fasce prima, seconda, quindi le fasce più basse, mi riferisco a personale al più diplomato, lì la parità c'è. Quando invece superiamo quel livello, andiamo sulle terze fasce funzionali, addirittura le fasce dirigenziali, purtroppo vi dico siamo su un trend del 73,72% di dirigenti uomini. Quindi la parità non c'è, la parità effettiva non c'è, laddove questa differenza è assolutamente importante. Ed ancora un'ulteriore differenza a mio avviso molto importante da declinare, la differenza retributiva.
Noi siamo dipendenti statali, quindi i dipendenti statali hanno uno stipendio tabellare uguale. Peccato però che questa eguaglianza, sempre nelle fasce prima-seconda, è pressoché diciamo identica uomini-donne. Peccato però che quando ci spostiamo sulla terza fascia e quindi sulla fascia più performante, più professionalizzata, parliamo di laureati, le donne percepiscono circa l'8% in meno rispetto agli uomini. È una diciamo, differenza importante dovuta in particolar modo alla maggiore disponibilità evidentemente degli uomini a fare straordinario, a minori incarichi. Io sono incaricata appunto di funzioni di responsabilità di un settore legale, dove, devo dire la verità, il settore legale è donna, nel senso che in Agenzia Dogane e Monopoli la gran parte delle professionalità impiegatizie e legali sono assegnate anche a livello di ruoli, diciamo, verticistici alle donne. Questo mi fa molto piacere, perché? Perché ancora parlando di dati, molto sinteticamente, nel 2020 abbiamo rassegnato alla nostra agenzia, nel Veneto e Friuli Venezia Giulia, 88% di cause vinte. Accanto a un avvocato, mi spiace, ma ci capita di vincere anche tanto. Non solo, ma il 71,30% degli atti accertativi emessi dai nostri uffici hanno superato il vaglio dei giudici locali. Fin qui, diciamo, la parte positiva. Ma io voglio arrivare a fare un passo in avanti, la parte propositiva. Nel corso del 2020 l'Agenzia delle Dogane, devo leggere perché è veramente tanto, ha introitato un gettito erariale di circa 60 miliardi di euro. Parliamo di una situazione di pandemia, parliamo di una situazione di smart working. Ebbene, l'Agenzia delle Dogane, all'indomani della, diciamo, di questa purtroppo situazione di crisi che ha diciamo, visto soffrire tutti quanti noi, si è attrezzata e ci ha dato l'opportunità, attrezzandosi prontamente, di lavorare uomini e donne a casa. Allora, la mia considerazione in termini propositivi è: ma se il gettito erariale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stato quantomeno equiparato in linea con gli altri anni, e se lo abbiamo fatto facendo lavorare uomini e donne da casa, forse gli strumenti ci sono. E qui devo dire che il legislatore nazionale, e in termini quindi giuslavoristici, forse ci vuole un maggiore impegno affinché queste realtà, quelle che abbiamo dovuto sperimentare giocoforza in una situazione emergenziale, diventino realtà diciamo anche dopo la pandemia. Perché non lasciare lavorare giovani donne, mamme a casa, se il risultato è lo stesso? Io voglio darvi un altro numero. Lo sdoganamento in mare è in Italia al terzo posto in Europa. Noi sdoganiamo in 5 minuti. Questo significa, e qui è il dato importante, che in un porto come quello di Venezia, dove il 64,30% di esportazioni, l'80,37% di importazioni avviene via nave, il fatto che le donne stiano a casa e che svolgano attività smartabili, le abbiamo coniate così, vuol dire che l'attività si può fare. Allora, cerchiamo di recuperare questo gap, non solo retributivo, forse certe volte non badiamo a quanto percepiamo in meno rispetto agli uomini, però io voglio focalizzare l'attenzione più che sull'aspetto retributivo, sulla professionalità, perché abbiamo il diritto, uomini e donne, che diciamo siamo stati selezionati inizialmente, siamo partiti tutti dallo stesso start iniziale. Dobbiamo avere l'opportunità di poter svolgere le stesse professionalità, gli stessi riconoscimenti. Noi abbiamo incarichi di elevata responsabilità, abbiamo missioni all'estero, missioni di docenze, dove molto spesso vengono selezionati gli uomini perché più disponibili. Però lo smart working ci ha insegnato a fare docenza, io ne faccio per la Ca' Foscari, anche da casa. È certamente più simpatica la presenza, c'è più interattività, però non si può non fare.
Quindi, a mio avviso, strumenti che già in altri paesi dell'Unione Europea ci sono, parlo alla delocalizzazione delle attività, al telelavoro, adesso dello smart working. Questi strumenti, se ben regolamati dal legislatore nazionale, potrebbero essere utile, diciamo, elemento per superare questo gap. Questa è la mia personalissima idea, però l'Agenzia ha valorizzato anche nell'ultimo, durante la consegna del libro blu delle dogane, fatta dal direttore generale Marcello Minenna, ha valorizzato questi spazi importanti che abbiamo guadagnato in una situazione emergenziale. Utilizziamoli, non disperdiamoli. Quindi far tesoro di questo brutto passaggio, diciamo, Covid, sì, come anche utilizzando uno strumento che potrebbe essere utile, calato magari in realtà operative come questa, certo, perché... ovviamente ponderandolo, questo è, diciamo, il messaggio. Però io mi sento di dare, non so, così... Sì. Però il problema, penso, a volte del discorso dello smart working, come è emerso nel discorso, che sarà appunto da studiare con i vari incentivi, anche l'aiuto alla famiglia, se poi la donna si trova a casa con una serie di ragazzi, di bambini, di cose, di situazioni, cioè lo stato d'ansia che vive gestendo una serie di cose, che poi c'è la lavatrice, le cose, perché questa è la realtà poi. Ecco, questo qui si va a coniugare, non che una cosa esclude l'altra, anzi il percorso in ipotesi in cui la donna sia comunque a casa presente anche con i propri figli che la vedono e con la famiglia, ma deve essere coniugato con un adeguato aiuto, perché altrimenti la donna che è disponibile magari a fare quel passo di lato lavorando anche da casa, nel senso organizzativo, non ovviamente il discorso presenza, potrebbe poi trovarsi inviluppata in realtà che... Ecco, questo è l'unica, il legislatore probabilmente dovrebbe studiare, quello non compete a noi, sì, una formula magica, questo ecco, però, che consenta, o avete fatto già no, diciamo che le leve ci sono, basta adoperarle bene. Un esempio concreto, noi abbiamo molte attività, per esempio l'attività di analisi dei rischi. Certo, l'operazione di sdoganamento non la può fare il funzionario, certo, che è a casa, ma l'attività che precede lo sdoganamento, quindi mi riferisco all'analisi dei rischi. Oppure, ancora un esempio proprio per stare sul concreto, molte delle nostre attività, o meglio, solo il 2-3% delle attività di sdoganamento passa il vaglio del controllo documentale o della visita a merce. La restante parte c'è un controllo automatizzato. Quindi l'attività che facciamo di controllo doganale è a posteriori. Questa la possiamo fare tranquillamente a casa, senza mortificare le donne, a ben ragione, Presidente, ma abbiamo degli strumenti di controllo delle attività di connessione con l'ufficio che ci possono consentire di lavorare alle 5 di mattina piuttosto che alle 18 di sera. No, ma questo e le attività sono controllabili. Certo. Io gestisco, ripeto, un settore, quello legale, dove io sono assolutamente al corrente di tutte le attività che svolgono i funzionari che lavorano nel settore legale, vuoi perché li conosco, vuoi perché nella misura in cui consegno un ricorso devo avere come contropartita una costituzione in giudizio. Quindi... Certo, no, ma confermo anche per quanto mi riguarda, qua è un altro tipo di, cioè lavorando in proprio, ho imparato, per dire anche calato nella stessa realtà come avvocato, che non è che necessariamente per svolgere quella determinata mansione devo essere lì in studio, perché rispondo a me stessa, se lo stesso prodotto lo riesco a fornire, diciamo, in un'altra location, che sia la casa, che sia, diciamo, in qualsiasi altra, cioè why not? Finora era un tabù che con il discorso Covid è caduto, insomma, e quindi sta adesso ad ognuno di noi o comunque alle istituzioni riuscire a ponderare questo come uno strumento che potrebbe essere in questo caso utile. Ecco. Basta regolamentarle meglio. Sta cambiando il mondo, quindi anche in questo. Sì, la ringrazio della testimonianza. Abbiamo collegata l'ingegner Campitelli, Maria Rosa Campitelli, rappresentante della Regione del Veneto nel Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. Ringraziamo molto, la salutiamo. Ingegnere, buongiorno, è ben arrivata, anche se a distanza, ma è come fosse qua con noi.
Buonasera a tutti, mi dispiace molto non aver potuto essere presente con voi, anzi vi ringrazio voi, ringrazio il Presidente per avermi invitato e dato l'opportunità di confrontarmi con donne che hanno fatto o stanno facendo, ho sentito con molto piacere l'esperienza delle giovani capitane, lasciatemele chiamare così, che stanno facendo il mio stesso percorso che io ho iniziato molti anni fa. Io non ho lavorato sempre nella portualità nel senso stretto, ma vengo da il settore dei trasporti, in particolare mi sono occupata di progettazione e realizzazione di infrastrutture ferroviarie, stradali e portuali anche. Allora, difficoltà ce ne sono state tantissime, anche perché oggi siamo ancora al 22% di presenza del settore trasporti, come ci ha fatto notare la direttrice della Comunità Europea. Quando io ho cominciato, non vi so dare la percentuale, ma certamente eravamo molto molto più in basso. Un aneddoto: quando io ho fatto l'università alla grande facoltà di ingegneria della Sapienza di San Pietro in Vincoli non esistevano i bagni per le donne, quindi credo con questo di avervi sintetizzato il clima. Io non mi sono, devo dire, mai preoccupata di questo, ma non vi voglio parlare delle difficoltà. Mi piace invece parlare di quegli aspetti che secondo me a un certo punto hanno permesso di farmi guardare con occhi diversi e, come diceva qualcuno, lavora come un uomo, lavora meglio di un uomo forse. Questi due aspetti sono stati la grande attenzione alle problematiche ambientali e alla condivisione con tutti gli enti locali interessati alle opere che via via andavano sviluppandosi, delle istanze e dei desiderata che provenivano appunto da enti locali, associazioni di categorie, associazioni di cittadini, eccetera. In particolare le opere infrastrutturali, per il loro svolgersi e la loro dimensione, amplificano enormemente i conflitti, e gli studi ambientali permettono una conoscenza di dettaglio del territorio che soltanto gli aspetti tecnici non riescono ovviamente a dare. L'ascolto di tutti quelli che vivono il territorio, che conoscono la storia del territorio, che lo vivono quotidianamente, permette di fare in modo che il progetto sia condiviso. Infatti in questo in Italia, sin dagli anni '80, diciamo che l'ingegnere, le stazioni appaltanti sono stati chiamati ad essere i costruttori della condivisione. Devo dire che fra le mie esperienze più belle, più di soddisfazione e più importanti ci sono quelle venete, in particolare la ferrovia Verona-Venezia e la Pedemontana Veneta. La ferrovia Verona-Venezia perché era cominciata malissimo, poi con una variante storica, perché addirittura è stato cambiato il sistema, perché era l'unico modo per adeguarlo alle esigenze importantissime dei territori attraversati, e la Pedemontana Veneta, che invece diciamo che è stata molto molto semplice da questo punto di vista, perché io ho vissuto questa esperienza governata dalla provincia di Treviso e in particolare dal presidente Luca Zaia, che all'epoca era presidente della provincia di Treviso, e dall'assessore Gazzabin, che
non solo condividevano, ma operavano in questo modo, quindi hanno certamente apprezzato moltissimo questo modo di operare. Questo è un modo di operare, a mio avviso, abbastanza tipico delle donne. Le donne hanno una sensibilità molto particolare per gli aspetti ambientali e soprattutto sanno ascoltare perché ce l'hanno nel DNA, sono abituate da sempre a mediare fra padri, mariti, figli, tutti i conflitti familiari. Tutti si rivolgono alla donna della famiglia in genere per fare sintesi. E ho voluto parlare di questi temi particolari. Ce ne potevano essere altri, l'impegno nel lavoro, la professionalità, ma questi sono due aspetti particolari che in questo momento ritengo che siano veramente importantissimi nella strada che l'autorità portuale si trova a dover percorrere. E l'autorità portuale ha al suo interno, abbiamo visto anche con piacere dalle slide che ci ha presentato il Presidente, una componente femminile importante e non solo numericamente adeguata ed equilibrata, ma direi anche, io sono al mio secondo mandato in seno al comitato di gestione, ma anche in ruoli importanti e di responsabilità all'interno dell'azienda. Per questo mi sono soffermata su questi due aspetti particolari. Perché noi abbiamo, oggi il porto si trova a dover affrontare la strategia di transizione verso l'obiettivo finale, che è quello che è stato emanato dal governo con il porto fuori dalla laguna sia per le croce, per il traffico croceristico che per il traffico commerciale transoceanico. Il porto ha una lunga ad affrontare la costruzione, che fra l'altro sarà resa pubblica con il prossimo POT, la costruzione della strategia di traghettamento dalla situazione di oggi alla situazione futura. Adesso non mi dilungo su questo perché non è mio compito, ma certamente ci sono due elementi fondamentali. Bisogna arrivare a realizzare un porto sostenibile. Il porto ha già cominciato questa strada, l'ha cominciata con l'efficientamento delle opere a terra. Basti pensare al protocollo d'intesa firmato nel 2018 e al protocollo d'intesa che si sta firmando adesso con RFI, Regione Veneto, Comune di Venezia e autorità portuale, ovviamente, che permette l'efficientamento delle strutture stradali, ferroviarie e stradali che collegano il porto alle reti nazionali. Questo è importantissimo e dal punto di vista dell'efficientamento, che porta notevoli vantaggi agli operatori attuali del porto e può attirare ulteriori operatori perché si riuscirà enormemente a migliorare i servizi all'interno del porto e poi soprattutto migliora fortemente le caratteristiche ambientali, in particolare sulla problematica dell'anidride carbonica e della CO2. E quindi in questo senso risponde a tutti i dettami Comunità Europea, PNRR, Regione del Veneto già da un po' di anni, di arrivare ad a passare il più possibile delle quote delle merci dalla strada al ferro. In più il porto ha già cominciato il suo cammino anche dal punto di vista strettamente ambientale,
perché ha già in corso tutta una serie di interventi che vanno dall'elettrificazione delle banchine alla bettolina, agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici stessi interni al porto. Ma voglio soffermarmi su un punto di particolare importanza che è partito da pochissimo tempo, ed è il modello di navigazione del canale Malamocco-Marghera, ovvero uno studio previsionale che permette l'interazione tra i modelli di navigazione in tempo reale e le condizioni del canale. Questo permetterà di arrivare a una serie di interventi, intanto sostenibili dal punto di vista della navigazione in sicurezza, ma soprattutto sostenibili sotto il profilo ambientale. L'augurio che ci possiamo fare in questo senso è di riuscire ad avere che questo sia il primo punto, il primo elemento di una base dati informativa scientificamente corretta, strutturata e continua che venga realizzata non solo sul canale Malamocco-Marghera, ma anche sull'altro insieme dei canali che compongono il porto. Questo perché è importante? È importante perché un altro elemento che noi abbiamo sotto gli occhi, che abbiamo avuto sotto gli occhi in questi anni, è il livello di conflitto fra gli enti che si occupano del porto dall'interno e tutti gli altri enti che se ne occupano dall'esterno e che studiano la laguna. In questo senso abbiamo, credo, tutti appreso con piacere della creazione della Fondazione per Venezia, capitale mondiale della sostenibilità, che sarà un vero e proprio laboratorio di idee, progetti, iniziative, di modelli di sostenibilità in vari settori da esportare anche a livello mondiale. E io mi auguro che il porto possa partecipare attivamente a tutto questo, proprio con la formazione e la creazione di una piattaforma dove non solo mette a disposizione tutti i dati che servono all'autorità portuale per impostare progetti ambientalmente sostenibili, ma che possa mettere a sistema e quindi razionalizzare e valorizzare anche tutti gli studi che vengono svolti dagli altri enti, università, consorzi, che si occupano dell'autorità portuale, che si occupano della laguna di Venezia. In questo senso una presenza femminile ampia e anche in posti di responsabilità è importantissima perché, come dicevo, e questo non solo l'ho testato su me stessa, ma su quelle donne che io sono riuscita ad avere a lavorare con me in cantiere e in progettazione. Le donne che fanno questo lavoro sono ancora molto poche, quindi non è facile. Hanno sempre avuto una capacità di colloquio e di ascolto degli altri, oltre che di studio scientifico anche di settori che non sono collegati direttamente all'ingegneria, che non sono patrimonio di un ingegnere. Mi riferisco in questo senso, quando si studia l'ambiente si studia tutto, dall'archeologia alla botanica, alla zoologia, all'agricoltura, e quindi è molto importante anche avere questa curiosità di conoscere il territorio.
per migliorare i progetti, renderli integrati e con questa parola che usiamo ormai adesso da qualche anno, sostenibili. Quindi io mi auguro veramente che il porto, e sono convinta che si andrà avanti benissimo, che il porto possa fare questa strada e vincere la sua sfida. In particolare le donne del porto, scusate se sono di parte, ma oggi mi trovo in un consesso in cui posso esserlo e mi fa veramente piacere esserlo. Io vi ringrazio, spero di non avervi annoiato e vi saluto tutti ancora con il rammarico di non aver potuto essere in presenza con voi. Ingegner Campitelli, la ringraziamo di cuore per la testimonianza proprio della passione, della conoscenza che può fare la vera differenza, nel senso armonizzare i generi. Quindi la governance portuale si basa, e non solo la governance portuale, proprio sulle competenze che riescono a far superare quel gap al di là di frasi magari vuote. Ecco. Comunque do una notizia che a settembre di quest'anno a Treviso l'Ordine degli Ingegneri, dopo 100 anni, ha nominato un ingegnere donna, l'altro ieri, quindi si stanno pian pianino, nel senso, insomma, come dicevamo, magari quei baluardi, magari che non avevano senso d'essere, ragion d'essere, magari stanno un attimino scendendo. Ecco. Grazie ancora per la testimonianza e ringrazio, abbiamo qui con noi Elisa De Berti, vicepresidente della Regione Veneto e responsabile assessore affari legali, lavori pubblici, infrastrutture e trasporti. Veramente grazie per essere qui con noi, perché non è così facile per lei conciliare e organizzare le varie presenze in ambiti ben più importanti, ecco, oltre che quello odierno. E abbiamo qui anche il Presidente, che così abbiamo la conclusione di questo nostro incontro, di questa nostra giornata, che spero abbia fornito degli utili spunti, oltre che insomma una discussione che direi quasi fra amiche con la A maiuscola, nel senso serena, per poter insomma scambiarci anche dei suggerimenti, delle opinioni e per buttare sul tavolo già delle carte sulle quali magari l'autorità di sistema e ovviamente le istituzioni potranno trarre spunto e lavorare. Ecco. Prego. Allora, buonasera a tutti, grazie mille per l'invito e ringrazio anche ringrazio gli organizzatori, ma anche il Presidente del Porto per l'ospitalità, l'autorità di sistema. Allora, devo farvi i complimenti perché è stato molto interessante sotto molti punti di vista questo incontro e molte sfumature dove mi sono particolarmente rivista. Diciamo che io vi parto dall'esperienza della Regione Veneto. In Regione Veneto la parità di genere, diciamo, con il Presidente Zaia già si è fatta sentire molto forte, non in termini numerici ma in termini di peso di deleghe, perché già nello scorso mandato, confermate in questo mandato, in giunta siamo di fatto 3 donne, ma 3 donne con deleghe molto importanti, perché abbiamo l'assessore Lanzarina che ha la delega alla salute, alla sanità e al sociale, abbiamo l'assessore Donazzan che ha l'istruzione, la formazione e tutto il mondo del lavoro, che abbiamo sentito anche oggi in alcune esperienze di chi ha testimoniato che non sempre sono facili, e poi ci sono io che mi porto dietro la delega ai lavori pubblici, infrastrutture, trasporti, in questo giro anche affari legislativi, avvocatura, vicepresidenza, navigazione portuale, navigazione interna, insomma. Quando il Presidente 5 anni fa mi fece l'elenco delle deleghe, gli dissi: tutto qua? Cioè, perché comunque è anche delle deleghe, diciamo che queste sono deleghe tipicamente maschili. Infatti vi racconto un aneddoto: anche il primo anno, quando andavo giù al Ministero appena nominata, io ovviamente ho tutti
adesso cominciano ad arrivare le donne, però i primi 5 anni li ho fatti tutti con dirigenti maschi, tutti ingegneri, tutti dirigenti maschi. Quando io andavo al ministero, che qualcuno diceva vi presento l'assessore del Veneto De Berti, andavano a stringere la mano al mio ingegnere e io alzavo il dito e dicevo no, l'assessore sarei io, lui è il dirigente, tutti rimanevano un po' così. Quindi diciamo, allora io sono una persona che non ha mai amato la legge sulle quote rosa, non ama le forzature, non mi piacciono le forzature perché sembra quasi che debba passare il messaggio che anche se una è scema deve ricoprire posizioni di prestigio. No, non è assolutamente così. Diciamo che ci sono ambienti di lavoro che nel corso della storia sono sempre lavorativi, che sono sempre stati prettamente maschili, semplicemente diciamo che dalla parte maschile si chiede se c'è qualche donna che ha la possibilità di mettersi a disposizione di far valere le sue qualità, perché non fare un po' di posto e permettere anche alla donna di crescere? Prima il comandante Poppa, mi sembra che si chiama Coppa, ecco, diceva i sacrifici non pesano se hai la passione e fai quello che ti piace fare, e credo che questo sia veramente un elemento che ci contraddistingue. Prima si faceva l'esempio, gli agenti marittimi quando si tratta di organizzazione sono più contenti e si sentono tutti molto più rassicurati quando hanno a che fare con una donna. Sì, perché nella naturalità delle cose una donna deve conciliare la famiglia, il lavoro, la casa, diciamo che è insito un po' nella nostra natura quella di avere una capacità organizzativa molto forte e molto accentuata. Certo non deve diventare una sfida, cioè non è che deve diventare una guerra tra uomini o donne dove la squadra delle donne deve dimostrare di essere, cioè non è questo che si cerca, non è questo che credo dobbiamo assolutamente volere, e non è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere. Semplicemente prima si parlava di differenze occupazionali ma anche differenze reddituali. Diciamo che quando si parla di parità di genere parliamo di poter avere semplicemente delle pari opportunità nel poter fare anche noi quello che amiamo fare o quello che ci piacerebbe fare al di là della scuola. Insomma, io prima di diventare sindaco del mio paese, e vabbè, lo facevo contemporaneamente e fui il primo sindaco donna del mio paese perché non c'era mai stato un sindaco uomo, io facevo l'avvocato, divento mamma di 2 gemelli, senza la possibilità che i nonni ti diano una mano. Io con 2 gemelli a 3 mesi sono tornata a fare l'avvocato e il marito ha preso la paternità e sostanzialmente ha fatto quello che nella natura delle cose avrebbe dovuto fare una mamma con dei bambini piccoli. Però insomma siamo anche propense e ben predisposte a fare anche dei sacrifici, però ci deve sempre comunque essere la passione. Io mi ricordo nel 2013 mi chiesero di candidarmi alle politiche, mi chiamarono e mi disse guarda, ci dai la disponibilità del nome perché ci servono le quote rosa, avevano bisogno del nome. Quindi anche queste cose penso che siano veramente, cioè se le quote rosa portano a delle forzature, delle umiliazioni di questo tipo, non è questo di cui noi abbiamo assolutamente bisogno. Abbiamo semplicemente bisogno di poter far vedere quello che ogni persona vale, indipendentemente dal fatto che sia maschio o femmina, perché come ci sono degli uomini capaci, ci sono uomini incapaci, ci sono donne capaci, ci sono donne incapaci, cioè dopo dipende dal singolo indipendentemente dalla natura femminile o maschile. Quando ero sindaco mi ricordo, io ho violato la Del Rio come sindaco, avevo tutti assessori maschi, di solito si fa ricorso dai prefetti perché i sindaci maschi non mettono gli assessori donna, io avevo tutti perché
le persone che mi servivano, i profili erano tutti maschili e quelle erano le persone che io avevo bisogno, quindi non mi sono mai fatta problemi da questo punto di vista. Poi sentivi altri casi in alcuni comuni dove, sai, c'era una donna che non era adeguata a fare l'assessore, però siccome bisognava rispettare la Del Rio, allora gli diamo la delega alla casa di riposo. La delega alla casa di riposo non si può sentire, ok? Allora va bene opportunità, va bene parità di trattamento, va bene superare i limiti, però anche noi non dobbiamo assolutamente esagerare, perché si tratta sempre e comunque di saper mettere a disposizione le proprie passioni, le proprie capacità, le proprie competenze e la voglia anche di migliorare se stessi, dico indipendentemente dal fatto che si è donna o uomo, perché insomma gli esempi negativi e positivi li abbiamo in entrambi e non è assolutamente automatico. Quindi diciamo che la legge sulle quote rosa ha permesso di poter aprire delle porte, ok? Perché ha permesso di poter aprire delle porte, però anche noi dobbiamo stare attente a non scadere in un qualcosa che assolutamente non ci appartiene o comunque non va bene. Cioè farci mal rappresentare in quelle quote, diciamo, se Certo, se le consideriamo tali, perché altrimenti ne abbiamo più detrimento che vantaggio, questo mi sento di interpretare. No, nel discorso delle quotate in effetti mi era stato rappresentato che ha avuto un certo, altrimenti la squadra, diciamo, dei maschietti non avrebbe mai aperto nei consigli delle quotate. Facciamo un appello ai maschi. No, ma adesso, ecco, ma mi sembra che insomma ci sia assolutamente si inserisce, invece adesso si sta aprendo un percorso culturale, abbiamo appreso tutti, guidato e anche con insomma delle tabelle di marcia che insomma renderebbero insomma vetusto come strumento, ecco, se non addirittura controproducente qualora qualche amica, diciamo, non preparata venisse insomma inserita solo per una questione di quota di genere, ma mi sembra che non stiamo ragionando almeno oggi in questo modo, ecco. Il Presidente con la sua squadra, almeno io ho avuto modo e maniera di relazionarmi e veramente c'è un'efficienza del sistema portuale, insomma anche con il propeller abbiamo avuto modo insomma di avere una sinergia su questo tema, ma credo appunto come dicevo prima questa è la capacità anche di un uomo di saper, io dico, individuare le persone giuste, quindi non è sempre la donna che è brava, ma in questi contesti è l'armonia dell'uomo giusto che sceglie, che sa scegliere e sa aprirsi alle persone giuste, quindi va data un po', come dire, va dato merito anche in questo percorso a questo genere di bilanciamento, visto che parliamo di gender balance. Quindi, prego. Sì, devo dire che non abbiamo detto perché abbiamo dedicato questa giornata, come tutte le altre autorità di sistema portuale. Il tutto è nato da un input che il ministro Giovannini ha dato appena si è insediato. Per la prima volta, forse una delle prime comunicazioni è stata quella di scrivere alle autorità di sistema sensibilizzando sul tema, e la cosa ha un po' preso, devo dire, in contropiede, no? Tutti noi amministratori, perché eravamo comunque focalizzati su tematiche molto più di carattere infrastrutturale, ambientale e quant'altro, e è stato in realtà un modo per scoprire, dall'altro per scoprirci impreparati, ma dall'altro per scoprire tutta una serie di competenze che noi, no, con cui noi diciamo, lavoriamo abitualmente. Oggi la giornata secondo me è venuta molto bene. Avevo visto, diciamo, nella costruzione dell'agenda un popolarsi delle varie partecipazioni che era molto interessante. Devo dire che ne è uscito secondo me un racconto molto vitale di quello che facciamo e anche uno slancio positivo alla possibilità di continuare e di migliorare, e soprattutto di includere nuove professionalità e dare anche una speranza positiva. Ovviamente noi lo vediamo
come una parte della costruzione del porto del futuro, che è la cosa su cui siamo impegnati, e quindi sicuramente sarà parte della nostra strategia quella di costruire un sistema che, oltre a risolvere le grandi questioni che riguardano la portualità veneziana, che è un caso veramente, credo, mondiale di sovrapposizione, di criticità, ma anche di opportunità, noi inserire il modo in cui lavoriamo, il modo in cui arriviamo a lavorare come una delle priorità, secondo me ci mette sulla buona strada, quantomeno per valorizzare al massimo le persone. Poi ovviamente ci vogliono tante altre cose in più. Quindi io, insomma, vi ringrazio tutte coloro che sono intervenute e soprattutto rilancio nelle prossime attività che faremo, quindi ci impegneremo anche a comunicare meglio come daremo seguito a questa giornata. Ovviamente oggi è solo il primo giorno dei Port Days di Venezia e Chioggia, e il nostro sito web, come insomma anche la conferenza stampa, riporta le altre iniziative, quindi vi invito a seguirci e a godere dei vari momenti di divulgazione della cultura portuale che seguiranno fino al 10 di ottobre. Grazie. Ringrazio tutti per i vostri contributi. Il nostro collegamento termina, ma nella sede dell'autorità di sistema portuale rimarranno le luci sul tema. Il fabbricato 13 si illuminerà del colore SDG5, un colore che è rosso corallo, che peraltro è il colore dell'edificio. Con questo auspichiamo che quelle luci, i riflettori su questa questione non si spengano e le terremo vive per quanto ci compete. Grazie a tutti, buona serata.